Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Radio Libertà, non è oltre la pagina inizia tra mezz'ora, perché oggi abbiamo in prima fila con Patrizia Gallini, parleremo del Teatro Manzoni, parleremo di 2 pièce, Abracadora, e poi anche l'ultimo lavoro di un mio idolo, Lella Costa, che comunque è un nome importante del teatro, non interessa il teatro soprattutto, il Teatro Manzoni, che a parte il cognome orrendo, io odio tutto quello che mi ricorda Alessandro Manzoni, quindi anche i cognomi, non sempre. È un teatro fantastico, è un teatro che ha una storia unica, che ha ospitato i più grandi artisti del mondo, a partire da Niccolò Paganini. Fu dopo una sua esibizione al Teatro Manzoni che lui venne definito il più grande violinista di tutti i tempi. E insomma, Paganini non ripete. Paganini: se non mi esercito un giorno me ne accorgo io, se non mi esercito 2 giorni se ne accorge il pubblico. Sicuramente era fantastico, bravo, però che palle. Vabbè. Pignuolo, giustamente. Allora, oltre che giorno è, scusate, vi ho già anticipato i temi in prima fila, e poi parola di scrittore, parleremo di un romanzo molto interessante, già dal titolo. Guarda, vediamo se riesci a inquadrarlo. Il Redentore. Mamma mia, siamo proprio in modalità gruppo TNT. Allora, perfetto, l'importante comunque è sempre garantire il risultato. Allora, Il Redentore di Vincenzo Galati, si parla di un serial killer. Io vi dico solo che questo serial killer agisce a Siena, taglia la lingua alle sue vittime e gli conficca un cucchiaino d'argento in bocca. Fantastico, quindi sentiremo l'autore Galati su questo per parola di scrittore, che è la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini. Andiamo adesso però velocemente, i convenevoli formulaici mi impongono di rivolgere un abbraccio forte alla signora Carmela, Clotilde, Adriana Angela, veramente fantastiche. Loro ci seguono, ci seguiscono anche, ve lo dico io, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate, assolutamente. Poi ancora potete seguirci dalla Radio DAB, dal sito radiolibertà.net, il profilo Facebook per orientarvi attraverso le nostre trasmissioni, dove troverete ogni notte che il cielo manda in terra la sinossi delle interviste che ascolterete per oltre la pagina. Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. E poi non è finita, perché oltre alla Radio DAB c'è Twitch, il social dell'ultima generazione, l'applicazione iOS Android che vi permette di seguirci ovunque vi siete sulla costa terrestre con i vostri cellulari. YouTube, un po' diciamo a tarie alterne. Non mi sovviene altra fonte, se me la sono dimenticata perdonatemi. E mi sovviene invece che siamo in simultanea con voi quando sono scoccate le 13:19. Sì, ho sbagliato, qui sono stato subito, non è il Manzoni, è il Carcano.
non posso spiegarvi perché questo è un errore, diciamo che nasce da sentimenti psicanalitici. Non è un errore che si dice freudiano. Non è perché io non mi ricordassi che fosse il Carcano, ma è Manzoni, Carcano, e ho commesso un errore freudiano che non posso spiegarvi perché sono affari miei. Allora, andiamo avanti. Poi comunque stiamo parlando sempre di però io avevo aspettate, scusate, perché avevo segnato. Sì, esatto, no, è tutto giusto. È un lapsus freudiano, il classico lapsus freudiano. C'è un motivo per cui mi sono sbagliato e non ve lo dirò perché non vi riguarda. Andiamo avanti perché vi riguarda invece il fatto che 10,6 gradi centigradi siano sopra lo zero la temperatura esterna, 89% l'umidità, 1,2 millibar la pressione. In simultanea con noi, quando sono scoccate le 13:21, noi, ovvero sia Sveva, meravigliosamente sulla tolla di comando in regia tecnica, e poi siamo entrambi sospesi, ve lo dico subito, 137,7 metri sopra il livello del mare, mentre la temperatura, secondo la commissione interna, in questi luoghi è attestata a 24,6 gradi centigradi, sempre sopra lo zero. Dunque, convenevoli formulaici sono esauditi. Andiamo velocissimamente con i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del 24° giorno di piovoso mese del calendario repubblicano. Eventi: 1489, la regina di Cipro Caterina Corneri vende il suo regno alla Repubblica di Venezia. Già, non poteva essere regina lei, ma la definivano così, Caterina Cornaro, una specie di protofemminismo. Le diedero come, diciamo, buona uscita in provincia di Treviso. Devono esserci una sua villa, delle tenute molto molto notevoli. Poi naturalmente piovoso, ma per tutti è un venerdì Vinas 14 di marzo, anno domini 2025, che dir si voglia. Johann Strauss, il genetriaco, il padre dei walzer. Albert Einstein, che disse: la memoria è l'intelligenza degli idioti. E Einstein che ha detto: se qualcosa può essere scritto in un diario, in un libro, non serve che te lo ricordi, è tempo perso. Ripeto, che la memoria sia l'intelligenza degli idioti è una frase forte che Einstein se la può permettere, ma non so, per esempio io non me la posso permettere. E tra l'altro lo sapete anche, non so chi vincerà la terza guerra mondiale, so con quali armi si combatteranno la quarta, le clave, e poi il suo contratto matrimoniale che con il woke culture, Einstein, che è un simbolo della sinistra, dovrebbe essere cancellato, perché il suo contratto matrimoniale, cioè, allora avremo rapporti solo quando lo decido io, devi rivolgere alla moglie, i rapporti solo quando lo dico io, tu non dormi con me, tu devi fare quello che dico io, non devi rivolgermi la parola. L'avevo letto, è stato riportato, poi siccome è un mito della sinistra, allora il povero Cristoforo Colombo buttano giù le statue, Einstein invece è rimasto mito della sinistra. Loro ragionano così. Giorgio Forattini, che ha sempre detto di aver ricevuto querele solo da sinistra, perché lui dice che quelli di sinistra hanno l'umorismo degli ayatollah. Michael Caine, Michael White, il suo vero nome, no, Michael White, Michael White, 6 nomination, 2 Oscar, attore spaziale. Quincy Jones, recentemente scomparso, incredibile quanti problemi possono arrivare quando non si ha nulla da fare. Gianni Bella, fratello di Marcella, quindi avrete già capito che Quincy Jones, Johnny Bella, Johann Strauss fanno parte della musica per voi.
Poi Billy Crystal, Harry ti presento Sally, film, seminale degli anni '80. A me piace ricordare però Scappo dalla città, la vita, l'amore e le vacche. Harry ti presento Sally è un film un po' telefonato, piacevole ma telefonato. Anche Scappo dalla città, la vita però è più, diciamo, non ha certe pretese che nonostante i limiti vuole avere Harry ti presento Sally. Graziano Rossi, papà d'arte, il papà di Valentino, e poi anche lui è stato un ciclista di vaglia, non come il figlio, ma Rita Forte, tappeto volante, Ugo De Lucchi, un vignettista di Frigidaire e anche a suo tempo del male, e infine Carlo Giuliani. eh, Sua madre, mantenendo il cognome del padre, si fece eleggere, credo al Senato, Adelaide Gaggio, Heidi Giuliani. Non capisco queste donne di sinistra che hanno lottato perché si dia ai figli il cognome della madre, però loro, quando vengono anche Emili Moratti, no, Emilia Bossi e poi anche tante altre che adesso non ho nemmeno segnato, no, sono di sinistra, però guarda caso quando hanno un cognome importante che può dare, come dire, visibilità, adoperano quello del marito, Calipari, eccetera, eccetera, eccetera. Questo me lo dovete spiegare. Volete conquista del femminismo, eccetera. E perché vi mantenete il cognome? La Letizia Moratti è di destra, quindi tradizionalista, ci sta che lei si faccia così. Ma voi donne di sinistra perché lo fate? Mi sembra che sia una contraddizione, un'incoerenza. Questa signora non solo ha usato il cognome del marito, approfittando poi cioè, sulla scorta di quello che era l'onda emotiva a sinistra per la morte del figlio, ucciso mentre stava cercando di uccidere un ragazzo della sua età, grosso modo un poliziotto, gli stava gettando addosso una cos'era, insomma, eh, un oggetto. Ma addirittura la cosa che il partito, credo lei sia stata eletta in Rifondazione Comunista, pur di avere visibilità, perché il cognome che lei portava aveva visibilità, hanno cacciato quello che era stato eletto prima, perché era arrivato prima di lei, era un povero operaio che non voleva andar via. Lo hanno cacciato nel Parlamento, contento perché piuttosto di andare in fabbrica è molto meglio il Parlamento, l'hanno cacciato via, poveretto. Vabbè, facciamo così, un minuto, solo un minuto di pausa musicale e poi facciamo un minuto di sondaggetti. Abbiamo i dati, degli occupati. Dati Istat, nel quarto trimestre 2024 rallenta la crescita tendenziale del numero di occupati
più 170.000 più 0,7 in un anno, la cui stima si attesta a 23.980.000 unità. Il tasso di occupazione delle persone tra i 15 e i 64 anni raggiunge il 62,3%, più 0,2 punti rispetto al quarto trimestre 2023, con un aumento che interessa soltanto gli uomini, le regioni del centro e del mezzogiorno e gli individui con almeno 35 anni di età. La crescita dell'occupazione coinvolge solo i dipendenti a tempo indeterminato, più 486.000, più 3,1%. Si accentua infatti la riduzione dei dipendenti a termine, meno 295.000, meno 10%, e gli indipendenti tornano a calare dopo 7 trimestri di crescita consecutiva, meno 21.000, meno 0,4%. L'aumento degli occupati a tempo pieno, più 497.000, cioè più 2,6%, più che compensa il calo in più compensa il calo di quelli a tempo parziale. Allora, pausa e poi andiamo in prima fila.
Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Va ora in onda Oltre la pagina. Allora, abbiamo un attimo solo, scusate, metti un attimo un jingle perché non vorrei aver commesso un errore. Mettiamo un attimo un jingle. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Scusate, era pensavo di aver fornito un numero di telefono non corrispondente. Mi è venuto un dubbio sotto un dubbio, come quando si esce di casa e ho dimenticato la luce accesa, ho dimenticato l'acqua, il rubinetto dell'acqua aperto. Mi è sovvenuto un momento di questo genere. Allora, il Teatro Carcano, inaugurato a Milano nel 1801, l'architetto Luigi Canonica prese a modello la Scala. Ve l'ho detto, questo teatro ha visto i più grandi artisti di questi ultimi 2 secoli. Ha visto Niccolò Paganini, Giuditta Pasta che esordisce, poi le prime di Rossini, Donizetti, Bellini. Poi pensate, storia e spettacolo camminano insieme, vanno a braccetto, perché davanti al Carcano vennero erette le prime barricate delle 5 giornate di Milano e poi il grande Ermete Novelli, persino io so chi sia, eh, diede l'addio alle scene, ma non alla gloria. E poi ancora, pensate, questo è abbastanza sorprendente. Nella Milano dell'Italia, del boom, che era trainata da Milano del secondo dopoguerra, invece il teatro ebbe un periodo di difficoltà, e poi tant'è che dovettero, diciamo, andare in scena in cartello opere di teatro minore, teatro leggero, quindi Tino Scotti, Sandra Mondaini, Walter Valdi, scusate. Poi però nel 65 c'è la ripresa con Giorgio Strehler e poi giganti come Salvo Randone e Gabriele Lavia, Piera degli Esposti, eccetera, fino ad arrivare ai giorni nostri, Dario Fo, premio Nobel, e poi c'è anche Lella Costa, la cui pièce andrà in scena dal 19 al 23 di marzo. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Intanto allora partiamo da qui, partiamo da questa pièce, partiamo da questo teatro, con Patrizia Gallini, l'artefice di In Prima Fila. Patrizia, Ciao. grazie e ciao.
Pronto, mi senti Pronto? Sì, Patrizia? ci sono, e come? Perfetto, allora io volevo partire da questo teatro storico Sì, io volevo che... dire però prima due parole, perché Prego. l'ultima volta, venerdì, abbiamo scelto due rappresentazioni con degli uomini. Sì. Mentre invece adesso abbiamo due donne, per cui abbiamo due rappresentazioni con delle donne, una al Carcano e l'altra al Teatro Menotti, e tratte da due libri scritti anche quelli da donne. Sì, Serena Dandini, per questa... Esatto, poi quando andremo a parlare anche di questo. Ho visto che tu hai già fatto un certo excursus sul Teatro Carcano, io ho scritto ancora due parole in più perché la storia è molto interessante. Fu inaugurato il 3 settembre del 1803, si trova in corso di Porta Romana, e fu progettato dal giovane architetto Luigi Canonica, su commissione proprio di Giuseppe Carcano, per cui ha preso il nome, discendente da una nobile famiglia. Vi furono stagioni liriche e teatrali sino alla sua chiusura nel maggio del 1904. Poi nel 14, dopo varie ristrutturazioni, fu inaugurato il nuovo Teatro Carcano, aveva preso il nome. Anni di rappresentazioni, ma in prevalenza erano canore con personaggi conosciuti, ma è nato Domenico Modugno, Walter Chiari, Gianni Magni e molti altri. Nel 65 il Carcano riprese la prosa e nell'80, dopo un'attenta e radicale ristrutturazione, ritrova il suo ruolo, diciamo, fondamentale nella vita culturale milanese. Da giugno 2021 la direzione artistica è gestita da Lella Costa e Serena Sinigaglia. La sua capienza è di 1200 posti, per cui diciamo che è un bel teatro che può avere molte persone, possono andarci. Ora vogliamo parlare di questo di Lella Costa, e se non posso ballare non è la mia rivoluzione, che sarà dal 19 al 23 marzo. Ora, è scritto ed è ispirato al catalogo delle donne valorose di Serena Dandini. Ora, di che cosa parla? Lella Costa in persona tantissimi personaggi, tantissime donne. Per esempio Mary Anderson, che ha inventato il tergicristallo, piuttosto che Liliana Gilbreth, la pattumiera pedale. Abbiamo i pannelli solari che sono stati inventati da Maria Teikes. Parla di Marie Curie, nobile per la fisica, di Tina Anselmi, primo ministro della Repubblica Italiana, Maria Callas con la sua voce immortale, piuttosto che la fotoreporter Ilaria Alpi. Sono tutte dei personaggi che Lella Costa, in uno spettacolo sicuramente di grande virtuosismo, riesce ad evocare con la voce, con i gesti, e li invita ad entrare e ballare con lei. Perché, come disse magistralmente e per sempre una di loro, Emma Goldman, se non posso ballare, questa non è la mia rivoluzione. È una pièce molto particolare, perché racconta di scene di donne intraprendenti, controcorrenti, spesso perseguitate, a volte anche incomprese, che hanno lottato per raggiungere i loro traguardi, che sembravano inarrivabili, ma che purtroppo non hanno segnato la storia, e per uno strano sortilegio raramente vengono ricordate con difficoltà
appaiono nei libri di storia e tantomeno sono riconosciute come maestre e pioniere. Allora, volevo chiederti però, prima di passare a Baccadora, perché No, io questa... volevo dire anche poi Ah, alcune cose tecniche. Aspettavo solo che tu dicessi, magari mi chiedessi qualche cosa, perché non abbiamo detto né quanto dura lo spettacolo, né a che ora, né i biglietti, che è una cosa che le perfetto, persone allora interessa. completiamo queste informazioni. Ecco, allora lo spettacolo dura 80 minuti. Dal 19 al 21 marzo è alle 19:30. Il 22 marzo alle 20:30 e poi come al solito abbiamo la domenica alle 16:30 per chi non vuole uscire alla sera. I biglietti più la prevendita hanno un costo che varia dai 38 ai 24,50 € i ridotti. Ecco, questa è una cosa che ci tenevo a dire, giustamente, no? Sì, mi interessava, perfetto, perché sì, parliamo delle opere che vanno in scena, però mi interessava con te, che sei un addetta ai lavori, Patrizia, anche un po' lo stato di salute del teatro, perché c'è vivacità comunque, c'è movimento, c'è un'attività. Poi tu so che mi parlavi anche delle iniziative rivolte agli ultrasettantenni, insomma, diciamo, com'è il termometro della salute del teatro? Noi parliamo soprattutto di Milano in generale e ovviamente abbiamo il focus su Milano. Certo, ma poi andremo a parlare anche di altri teatri nell'Interland, non è che parleremo solo dei Perfetto. teatri di Milano. Benissimo. Sicuramente la gente dopo il Covid sta riprendendo ad andare a teatro. Per quanto riguarda quello degli over 70 ne parlerò la prossima volta. Mentre Vabbè. questa volta volevo dire una cosa un po' particolare che mi hanno chiesto: come ci si deve comportare a teatro? Prima di tutto non mettere il cappello, perché quello seduto davanti a noi, se ha il cappello, non ci permette di vedere. Primo, oltretutto anche non avere queste pettinature super cotonate o super alte, sempre per quello che è seduto dietro. E inoltre, quando si è a teatro, stare abbastanza fermi, perché se la persona continua a muoversi, la persona dietro non riesce a vedere. Queste sono delle regole che ognuno dovrebbe osservare. Sei d'accordo con me su questo? Sì, infatti quando finalmente riuscirò ad andare bisogna che lasci il mio cappello all'ingresso, giustamente. Mi sembra, io ho perso un po' la bellissima abitudine che avevo da cinefilo. Comunque diciamo di aver capito, grosso modo ci sono le regole che ai miei tempi valevano anche al cinema, anche se ho fatto in tempo andare nel cinema quando si poteva fumare addirittura. E volevo chiederti però, riguardo agli attori, c'è qualcosa che possiamo fare? Magari io parlo di me in futuro perché voglio assolutamente essere uno spettatore. C'è qualcosa che magari rischio di fare involontariamente che dia disturbo? Non so, per esempio, ti chiedo, Patrizia, usare il cellulare, con la luce dei cellulari, eccetera. No, questo assolutamente no. Difatti all'inizio di ogni rappresentazione c'è una voce che dice che ricorda di spegnere il cellulare, di non fare foto, di non fare tante cose. Il cellulare bisogna dimenticarselo quando si va a teatro, lo si dovrebbe fare anche al cinema, sia ben chiaro. Però assolutamente il cellulare non va usato, bisogna spegnerlo prima di entrare a vedere la rappresentazione. Io mi ricordo, non è proprio teatro, non so, credo fosse Beppe Grillo, che durante uno dei suoi spettacoli a uno spettatore squillato il cellulare e lui ha preso e ha dato a rispondere al cellulare. Però diciamo che quando rappresenti opere impegnative, decisamente non è il caso. E non sì, tutti ma poi sono... anche se ci sono dei musical non si possono riprendere e solamente quando la rappresentazione è finita, escono per gli applausi, una voce dice: se volete in questo momento potete riprendere.
Per cui Giustissimo. anche nei musical, dove dà molto meno fastidio, perché anche se dovesse suonare un cellulare c'è talmente tanta musica che quasi non si sente. Va bene, Assolutamente. vogliamo passare all'altro? Certo. Allora, io ho scelto una rappresentazione un po' particolare, che è Accabadora. 2 parole però sul Teatro Menotti, perché il Teatro Menotti è un po' particolare. Si trova in prossimità di Piazza Risorgimento e Piazza Tricolore a Milano. Il 22 novembre del 1933 viene inaugurato come sala cinematografica, presenti molti personaggi illustri della città di Milano. Ma poi il palazzo viene distrutto completamente dai bombardamenti e viene ricostruito, diciamo, negli anni 60 all'interno di una delle 4 palazzine che sono sorte sulle macerie. Anche nel nuovo stabile viene mantenuta la sala cinematografica, ma a partire dal 1979 in questo spazio cosa nasce? Il Teatro dell'Elfo, e vi rimane fino al 28 marzo del 2010 per traslocare poi in Corso Buenos Aires, diventando Elfo Puccini. Ne parleremo un'altra volta del Puccini. Pertanto nel 2010 al suo posto nasce il Teatro Menotti, con una capienza di circa 500 posti. Andiamo? Prego. Dimmi. No, volevo anche, non so se lo preferisci dirlo alla fine, come si raggiunge, eccetera. Passiamo alla pièce. Sì, guarda, come si raggiunge, sinceramente credo che si raggiunga con degli autobus, però io questo non te lo so dire esattamente, perché io vado sempre in macchina, si può parcheggiare lì vicino e ecco, oppure fare un pezzettino a piedi e si arriva alla fermata tricolore della Blu. Perfetto. Allora, Abracadora è tratto da uno dei più bei romanzi di Michela Murgia, nonché uno dei libri più letti in Italia negli ultimi anni. Ha vinto inoltre il premio Campiello nel 2010. È interpretato da Anna Della Rosa e il testo teatrale è scritto da Carlotta Corradi. Michela Murgia racconta una storia ambientata in un paesino immaginario della Sardegna, dove Maria, all'età di 6 anni, viene data come figlia d'anima a Bonaria Urrai, una sarta che vive sola e che ogni tanto fa l'accabadora. Ecco, ci chiediamo, ma cosa vuol dire questa parola di tradizione sarda? Allora, questa parola deriva dallo spagnolo acabar, che significa finire oppure uccidere. Per cui cosa fa Bonaria Urrai? Aiuta le persone in fin di vita a morire, che è una cosa, diciamo, non facile. Maria cresce nell'ammirazione di questa nuova madre, più colta e forse più attenta della precedente, sino al giorno in cui scopre la sua vera natura, ovvero quello che lei in realtà fa. E allora rimane veramente contrariata, dispiaciuta, e fugge nel continente per cambiare vita e dimenticare il passato. Ma pochi anni dopo deve tornare sul letto di morte della Bonaria, poiché l'accudimento finale è uno dei doveri dell'essere di figlia d'anima. Ed è una forma, diciamo, di adozione concordata tra il genitore naturale e il genitore adottivo. E la drammaturgia di Carlotta Corradi parte proprio dal ritorno di Maria sul letto di morte di Bonaria, perché la ragazza ancora prova del risentimento per il tradimento subito
dalla zia e viene a galla prepotentemente, nonostante i suoi sforzi, il suo risentimento, il suo odio. Benissimo, allora Non vogliamo spoilerare sulla fine, però Maria è ancora ossessionata e troverà in questa sofferenza e questa ripetizione del gesto la sua risoluzione, permettendo di uscire dall'ossessione e di andare incontro a una nuova vita. Ecco, diciamo questo, lo possiamo dire, giusto? sì, assolutamente. Tanto mi veniva in mente questa diciamo riduzione di opere che nascono come opere letterarie, no? Qui non abbiamo Shakespeare, Pirandello che scrivevano per espressamente per la rappresentazione teatrale. Funzionano, vedo che mi sembra di capire che ci sia una bella risposta da parte, un'attenzione soprattutto da parte del pubblico. Mi domandavo, è il libro che trae, in questo caso, è il testo, il libro, no? Perché a Barcadora, tanto va anche detto che abbiamo parlato, questo è meravigliosa questa radio, perché io non so quante volte ho parlato male di Lella Costa e di Michela Murcia, ma adesso volentieri parlo comunque delle loro opere, perché ne parlavo male per le loro scelte politiche. E poi penso che a loro non interessasse nulla, Michela Murgia purtroppo poi non c'è più, ma invece le loro opere sono quello che ci interessa. La rappresentazione il suo libro è stato veramente un gran bel libro di sì. Accabadora. No, posso dirti, Patrizia, Secondo me posso questo dirti, Patrizia, attira la gente sì. andare a No, vedere scusa, come dal libro si è sì. tratta la rappresentazione. No, posso dirti una cosa, Ora, le mie Patrizia. scelte Sì, sono mi sempre senti? Pronto? apolitiche al massimo, bensì di cose No, ma scusa, interessanti Patrizia, e volevo che finire, scusami. Allora, scusa, intanto posso dire, io non l'ho letto a Barcradora, ma diciamo, lettori più colti di me, più preparati di me e di destra, non di sinistra, mi hanno detto che è un libro veramente scritto molto bene. Ma la mia domanda, esatto. io volevo solo chiarire, perché sono qua dietro il microfono, è giusto anche che dia un segnale a quelli che hanno la generosità di seguire anche il sottoscritto. Volevo chiederti però questo, quello che mi interessa molto. In questi casi è l'opera, il successo del testo letterario che trascina il teatro? Secondo me sì, assolutamente. Ti dirò, mia figlia Francesca, che proprio è apolitica, ne parlavo, lei mi ha detto: mamma, ho letto il libro, è veramente, veramente bello e andrò sicuramente a teatro a vederlo, proprio perché ha letto il libro. Fra l'altro c'è un tour che parte il 18 di marzo e finisce il 6 di aprile in 11 teatri d'Italia, perché andrà a Torino, a Firenze, a Volterra, a Fidenza, a Concordia sulla Secchia, a Crema, da varie parti, per cui sarà proprio un tour per far conoscere questa rappresentazione molto particolare. Diciamo anche il prezzo del biglietto, che è di 34 euro, e per gli over 65 di 17,50. Benissimo. E anche questo è un segnale molto interessante, cioè questa è sempre stato così dai tempi di Omero, questa correlazione tra, diciamo, la narrazione scritta, anche se ai tempi di Omero la programmazione era orale, e la rappresentazione della parola, che è molto affascinante anche questo aspetto. Credo che siamo arrivati al termine, Patrizia, anche di questo avremo modo di parlare in prima fila. Intanto io devo salutarti, è arrivato il momento di chiudere questa parte della trasmissione. Ti ringrazio naturalmente, colgo l'occasione per ringraziarti anche per tutto il lavoro che fai per Parola di Scrittore, e per quanto ci riguarda a risentirci il prossimo venerdì. D'accordo, ti ringrazio e buon lavoro. Grazie.
siamo in diretta. Allora, 14:03. Per qui Parlamento adesso, grazie a Sveva, avremo un contributo audio da Montecitorio. Da Montecitorio, se volete, comunque apriamo anche le linee, sono arrivati alcuni messaggi via WhatsApp, io vi ricordo 0292947222 e poi anche il WhatsApp che è 340 670 9659. Ricordo che poi alle 14:35 parola di scrittore. Sì, grazie Maurizio. Alla mia forse oggi è una giornata negativa, estintore, non mi veniva la parola estintor stava lanciando un estintore. Lo stava lanciando all'interno della Jeep dove c'era il la carica, però non sto scritto. E poi la carica ha avuto la vita rovinata. Ha sparato per difendersi e ha fatto un cosa devo fare? Devo beccarmi un estintore in faccia e morire? Scusate, di no. Tanto non stavo facendo nulla, giovane carabiniere. E era regolarmente in possesso di un'arma, eccetera, è stato veramente utilizzato dalla sinistra, aveva fatto il simbolo del male, ha avuto grossissimi problemi psicologici, poi è uscito anche dall'arma. Vittima è stato lui alla fine. Tra l'altro, Heidi Giuliani, i genitori di Carlo Giuliani, lui aveva rotto questi genitori, quindi tanto affetto improvviso per poi andare in Parlamento, forse il Senato, al di là del posizionamento politico, è un brutto vedersi, qualcosa di triste. Come mai che gli esseri umani siano questo grande spettacolo? L'umanità non è questo grande spettacolo. Allora, Manzoni, stavolta io so perché ti viene il lapsus freudiano. Va bene, questa mi fa ridere sul serio, è centrata e quindi sì, cosa faccio? Giustamente do, la risposta di Cioran, vediamo, Cioran. L'amarezza è una musica alterata dalla volgarità, non c'è nobiltà che nella melanconia addirittura. Così non è del tutto importante sapere in quale sfumatura dell'odio del mondo tu hai pensato a Dio. Fantastico, Cioran, Cioran. Comunque non ehm Manzoni poi ci saranno delle cose che non posso sono fatti miei che semmai se avremo occasione ti spiego la seconda la parte seconda del mio pensiero. E comunque ti ricordo che a me, soprattutto Alessandro Manzoni, che non sopporto, i suoi Promessi Sposi francamente, anche se è un'opera un'opera culturale, però non non è che io se una cosa non mi piace, io non sono lì, e non mi piace non vale, no. Che bello questo è una stupidaggine. Che bello è bello, ci sono dei canoni di valoriali nella bellezza, nella qualità, nella io posso scegliere di aderire o meno. I Promessi Sposi mi hanno sempre fatto veramente disgusto, ho provato a leggerli anche in unità successiva. "Ah, vedrai quando li leggi da adulto." No, sono disgustosi. È un'opera fantastica, ma mi disgusta. E uno: "Ah, devi leggere Fermo Lucia ancora." Ho provato, uno schifo totale. Evidentemente non incontra. C'è gente che va pazza per il fegato alla veneziana e invece io invece no. Tutto lì, non c'è allora Luca, Sveva, Luca ci mette un link. Linda Jones, che all'età di 26 anni, un giorno come oggi del '74 lasciò la terra. Nella sua breve carriera ti passo la canzone "Just Kinda Like My Life". La conosco, adesso faccio fatica a metterla a fuoco. Ho già sentito, non ho a casa dischi, però conosco. E quindi
diciamo dopo le 15, quando allora chiudiamo il adesso siamo già in oltre la pagina, no, siamo già entrati in oltre la pagina, sì. Chiudiamo oltre la pagina alle 15 e poi in quello spazio interlocutorio in cui entra in scena, diciamo, entra in trasmissione la seconda chi condurrà dopo di noi, in quei minuti lì, Sveva, manderà in onda, se è possibile tecnicamente farlo ovviamente, Linda Johnson. È possibile farlo, Sveva? Perfetto, risposta affermativo. Allora, andiamo a allerta rossa in Toscana ed Emilia Romagna, scuole e negozi chiusi in alcuni comuni. Esonda il torrente Rimaggio a Sesto Fiorentino, evacuazione precauzionali dei piani bassi in alcune zone della Toscana. Abbondanti piogge a Firenze, in Veneto, pioggia e neve. A Venezia è attivato il MOSE. È sorprendente. Mi aveva l'avevo anche presa in giro: "Alexa, che tempo fa?" Ehm, "Previsto allarme neve ma cosa dici Alexa? Non mi prendi in giro?" Aveva ragione Alexa. Allora, polemica all'interno della maggioranza, del governo anzi, addirittura del governo, perché Del Mastro ha dichiarato: "Nella riforma Nordio mi piace solo il sorteggio. In crescita del 6% le violenze sessuali, il 91% delle vittime è donna". Poi, io voglio solo sperare che, la crescita del 6% sia dovuto all'aumento delle perché purtroppo una cosa oggi sono molto antifemminista, però devo dire che sei pazzo. Una cosa è davvero guarda io su questo penso che tutti quanti una piccola parte di noi stessi dobbiamo dedicare, perché mi risulta per fortuna non ne ho presa diretta, ma diciamo, a anche la mia compagna, amiche, eccetera, ti parlano di loro colleghi di lavoro, per esempio, che non hanno il coraggio di denunciare. Hanno un marito che le piglia e non hanno il coraggio per proteggere i figli, per paura di ritorsioni, eccetera. E questo non è accettabile. Tra l'altro io dico, spero che non ci sia nessuna ascoltatrice che ha questi problemi. Mi permetto di dire, perché bene o male il mio mestiere è quello di fittare i tempi. Adesso mi sembra che siano tempi finalmente anche propizi situazioni, denunciare questa situazione, dovrebbe permettere di trovare comunque una una risposta adeguata. Perché è anche vero questo, che c'era anche il caso di donne che denunciavano, però non venivano prese, sul serio, comunque non c'era una una contromisura adeguata. Nel tempo in Toscana anche l'apertura del Corriere.it e poi Repubblica, sempre c'è questa foto di una condivisione, Sveva, perché è una foto che è impressionante, è una foto e dici ci sono anche no, non sono pubblicità dai, sono perché mi viene in mente, il '66 quando Firenze finì sott'acqua, è un'immagine che venne ripresa anche da amici miei addirittura, media m'ha ripreso ed è, davvero impressionante, parlo, colmo fino quasi al limite. Ehm, non so, non mi ricordo più con chi ne parlavo. Impressionante penso, queste foto. E molto meno del mio film, Tagliamento. Quando vedi il tagliamento, per fortuna succede pochissime volte, le volte che succede son disastri. Tagliamento è il film più grande d'Italia. È un film che quando si riempie è impressionante, dà proprio, un'immagine della potenza che può avere, l'acqua. Sto pensando. Va bene, speriamo che non
scongiurare il peggio, il miglior augurio a tutti coloro che in questo momento potrebbero essere minacciati da questi fenomeni alluvionali. Andiamo oltre, troviamo pure la, condivisione e andiamo. Lo dice Drago Spia, si spiccarono da soli, cortocircuitano i Fratelli d'Italia nel governo, Nordio bocciato dai Miloniani, il sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro sconta la riforma costituzionale della magistratura firmata dal Guardasigilli. Il CSM per i pubblici ministeri è un errore strategico. I PM prima dei politici divoreranno i giudici. L'unica cosa figa della riforma è il sorteggio. A fondo di Renzi, stesso governo, stesso partito, stesso palazzo, eppure dicono l'uno il contrario dell'altro. Che fa oggi la Meloni? Fa dimettere il ministro Nordio o il sottosegretario Del Mastro? Del Mastro avrebbe dovuto dimettersi quando il suo migliore amico, tra l'altro è anche parlamentare di Fratelli d'Italia, il giorno di Capodanno dell'anno scorso si è messo a sparare e ha ferito una persona. Ehm, Questo io penso che, la libertà di pensiero e quindi anche la libertà di dichiarare la propria contrarietà non sia fa troppo comodo a Renzi fare il fenomeno e invocare le dimissioni. Forse non dico le dimissioni, intanto avrebbe dovuto dare le dimissioni al parlamentare di Fratelli d'Italia coinvolto. È una cosa è una cosa che non si può assolutamente pensare. Allora, come ci sarebbe finito il DNA di Chiara Poggi sotto le unghie di Andrea Sempio? Tutte le piste della difesa portano a un PC usato sia dagli amici di Marco, il fratello della vittima, sia da Chiara. All'epoca della prima archiviazione si disse che il DNA non era attribuibile a Sempio. Ora la perizia sul materiale biologico, firmata anche dal superconsulente del caso Iara, ha portato alla riapertura del caso. Ieri sempre si è sottoposto al prelievo del tampone biologico. Resta il mistero delle telefonate a casa Poggi nei giorni in cui l'amico Marco non c'era. Prima il Nord, la minoranza della Lega si agita, ma le armi spuntate il congresso di aprile si pronuncia come una blindatura di Matteo Salvini. L'unica mozione padana sarà quella del leghista veneto Alberto Stefani, con un vago riferimento alla questione settentrionale del federalismo fiscale. Roger Federer non sa più dove mettere i soldi. Ruggero, noi siamo qua, noi siamo qua. Se hai quei 2, 3, 5, 8, 20 milioni che non sai dove metterli, via Bellerio, Milano, via Bellerio, il numero non me lo ricordo mai, 41, 20161 è il CAP, il codice di pagamento fiscale, no, postale. Noi siamo qua, quindi siamo anche tuoi ammiratori. Qui non c'è quelli che seguono tennis in questa azienda, non ce n'è uno che non ti adori, e chi non adora Roger Federer, tra l'altro. Abbiamo Musk non sa più dove battere la Tesla, il paradosso del Doge di Trump, e poi abbiamo c'è una cosa del caso, scusate, volevo aggiungere che non è mai stata sottolineata, del caso Poggi e Stasi. Questo me la spiegava, me la raccontava anche un collega che aveva seguito al tempo, è un collega di Nera, e la vergogna, cioè la vergogna, forse magari questo è una mia opinione, un aspetto davvero sorprendente è che gli inquirenti siano andati a controllare il computer di lavoro di Chiara Poggi dopo più di una settimana. Questo c'è anche a una persona digiuna di indagine, come sono io, per fortuna, nel senso che non ne ho mai subite, almeno finora. Cioè, una persona viene uccisa, è uccisa, non è morta di crepacuore o altro, è stata uccisa e agli inquirenti è venuto in mente, dopo una settimana, di controllare il computer di lavoro, e questo, di per sé, dà l'idea, di come, vengano condotte in casi di crimini di cronaca nera, vengano condotte le indagini in Italia. Quindi come molte cose dovrebbero essere in qualche modo rivisitate. Non so cosa abbiamo per il qui Parlamento, Sveva? Laura Ravetto. Allora sentiamo Laura Ravetto, poi quanto dura?
Allora, tra 6 minuti ci risentiamo, poi una canzone e poi andiamo a chiudere con Segui la Lega.
Eccoci, siamo di nuovo sempre in diretta su Radio Libertà. Parlamento. E c'era la sigla prima. Tanto potremmo fermare il tempo, lo spazio e creare un loop infinito che misurato potrebbe attraversare i secoli, i millenni, le epoche, le ere, e io sarò ancora qui a parlare prima della sigla finale di Parlamento. Ormai rassegniamoci, scusa Sveva, è una scusa forfettaria perché tanto lo farò sempre. Allora, andiamo intanto a un intervallo, vediamo, non ci sono ancora aggiornamenti e quindi non un intervallo, un suggerimento musicale, e poi andremo a concludere questa slot con Segui la Lega. C'è un messaggio di Carline. E per completare l'opera, Bertinotti alla domanda su cosa fosse successo a Genova disse: io ho visto uccidere un ragazzo. Nell'ottobre 2006 il gruppo di rifondazione comunista al Senato della Repubblica ha deciso di intitolare a Carlo Giuliani la sede del proprio ufficio di presidenza. E anche questa, giusto ricordarla. Carlina, anche a te un Cioran, anche se non te lo meriti. No, sto scherzando. In Dio non bisogna vedere niente più di una terapeutica per l'uomo. Per me invece non sono d'accordo con Sorane, la sua grandezza non è così, non è una terapeutica. Allora, andiamo con la proposta musicale, poi riprendiamo tra poco.
Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sì, partiamo subito con la sigla perché il tempo passa e quindi il tempo sfuggiti, irreparabile, 14:30. Azione Lepre, segui la Lega. Io sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Su quel sito, da quel sito, su questo sito potete fare di tutto. Intanto la firma per sostenere le forze dell'ordine e dare peso alle proposte leghiste nel DDL sicurezza. Poi vi ricordiamo la pace fiscale, la rottamazione delle cartelle, il calendario delle feste della Lega, perché oggi è venerdì, ancora più importante, e la possibilità di iscrivervi è molto semplice, 10 euro, e alla fine vi viene recapitata la tessera Lega Salvini Premier. Lo potete fare proprio direttamente da questo sito. Il 2 per 1000, mi raccomando, è una scelta che non vi costa nulla, sono soldi che lo Stato ha in saccoccia, ma noi possiamo dirgli dove indirizzarli. Questa è una redazionale della Lega, quindi D43 ve lo indichiamo col sole nel cuore, D43 nel tuo 2 per 1000, D di Domodossola 4. Come la pizza a 4 stagioni, da mangiare al venerdì con amici o colleghi, o anche da soli, sempre meglio soli che male accompagnati, e 3 è il numero perfetto. Le apparizioni di loro, gli eroi della Lega, i suoi politici, domani sabato abbiamo una lunga sfilza. Giorgio Maria Bergesio, 7 giorni, Rai 1 alle ore 7 del mattino, e poi Paolo Borchia, Omnibus la 7 alle 8 del mattino, e poi l'europarlamentare Susanna Ceccardi, Coffee Break, sempre alla 7 alle 9:40 del mattino, e poi sempre sabato, sempre domani alle 10 del mattino, Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro, Rai News 24. Alle 10:15, l'avete sentita anche prima in qui Parlamento, Laura Ravetto, Super Partes, canale 5 alle 10:15. E poi un sabato pieno di Lega, Alessandra Locatelli, il ministro, alle 11, Sky TG 24, e poi passiamo a lunedì con Massimo Garavaglia alle 17:15, rubrica Economia, emittente Sky TG 24. Pausa. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Sammy, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico? Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie. Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti.
Allora, in diretta con parola di scrittore, rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini, con la quale dalla scorsa settimana abbiamo inaugurato che la nuova rubrica in prima fila alle 13:35 tutti i venerdì. Invece alle 14:35, adesso sono le 14:39 a dire il vero, sono in ritardo, in onda chiude la settimana di Oltre la pagina, parola di scrittore. Vediamo allora, Sveva, ti chiedo ancora un sacrificio, voglio far vedere in primo piano, visto che, ne abbiamo la disponibilità fisica e materiale, Il Redentore, anche una copertina efficace per un titolo, molto, molto azzeccato per un romanzo che promette veramente, di appassionare i propri lettori. Voglio anche ricordarvelo, allora: Il Redentore, omicidi rituali oscuri, simbolismi sconvolgono Siena. Mursi Editore, collana Giungla Gialla, 18 €, 298 pagine. Vi ricordo anche che chi lo desiderasse può spedire i propri manoscritti, il libro nel cassetto, chi non ce l'ha, per via postale ad Ardèche Comunicazione, via Andrea Verga, numero 4, Milano 20144, il codice di avviamento postale. Ardèche scritto Ardèche, scritto Ardèche. In forma invece elettronica, in formato elettronico, all'email press2, press come si pronuncia, 2 con il numero, press2 @ardèche comunicazione, Ardèche comunicazione, Ardèche comunicazione tutto attaccato minuscolo.com. Allora, intanto introduciamo il nostro ospite, lo abbiamo al telefono, Vincenzo Galati, autore di questo romanzo. Intanto benvenuto Vincenzo, grazie per essere ai nostri microfoni. Grazie a te Pierluigi, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Allora, ci sono molti aspetti, naturalmente non spoilereremo assolutamente nulla, ci mancherebbe. Innanzitutto, a beneficio di chi ci ascolta, in quale, diciamo, categoria non è mai piacevole mettere etichette, ma un thriller, giallo, come definiresti il tuo romanzo? Beh, è un giallo, sicuramente un giallo ambientato in epoca attuale a Siena, una città che tutti conoscono per la sua bellezza, la sua storia, e è un giallo di genere noir, lo definirei, ma anche un thriller psicologico, quindi diciamo un mix tra i due generi. E partiamo dal titolo, senza rivelare nulla. Comunque, Il Redentore, possiamo già dire che si tratta di un serial killer a Siena. C'è anche Sì, questo esatto. aspetto, ne parlavamo anche ieri. Cioè, Siena è una città dove il tempo si è fermato, insomma. Chi va a Siena, io un po' di anni che non ci vado, ma ci sono andato più volte dagli anni 80 agli anni 2000 e sembra sempre lo stesso clima, c'è sempre il clima è quello Sembra del una città Palio. ferma nel tempo, è vero, una città Eh. tranquilla, in questo caso una città che viene improvvisamente scossa dall'arrivo di un serial killer, ed è proprio in questo scenario che si dipana poi la trama del romanzo, con un'ambientazione tipicamente toscana. Ecco, l'ambientazione gioca un ruolo cruciale in questo romanzo. Quindi, Ecco, andiamo per ordine allora. Intanto, questo serial killer che mozza le lingue delle vittime e poi mette loro un cucchiaino d'argento in bocca. Ti sei ispirato a qualche situazione particolare? Perché è abbastanza truculenta come immagine e già di per sé comunque invoglia la lettura, perché questo tipo di romanzi, che poi hanno avuto anche fortunate trasposizioni cinematografiche, da tanti anni appassionano il pubblico. Come sei arrivato a creare questo mostro, se possiamo, che poi non si sa, insomma, non si sa nulla, a creare comunque questa figura?
Sì, diciamo che raccontare è un po' un campo minato, perché dire qualcosa in più rischia veramente di spoilerare. Anche per me è difficile muovermi, ma partendo dalla tua domanda, cioè a chi mi sono ispirato, non c'è stata un'ispirazione vera e propria, è venuta un'ispirazione legata a tutto il disegno criminale, e poi di conseguenza questa firma, e volevo che lasciasse questo killer una firma particolare. Sicuramente questa era una firma che colpiva il lettore, e quindi da qui è nata l'asportazione della lingua e il cucchiaino, che sono elementi macabri, simbolici, e che hanno poi un significato nello svolgimento della trama. E c'era anche un altro aspetto, da tener presente, parlavi ieri, tutto il lavoro che hai fatto per costruire dettagli particolari, proprio lavoro di ricostruzione che hanno richiesto una documentazione, una raccolta di materiali davvero, notevole, mi sembrasse di No, è capire. vero, anche perché tutto nasce dalla voglia di raccontare un giallo di provincia, quel genere che ultimamente ha conquistato, ormai parliamo anche di 15-20 anni, ha conquistato un pubblico sempre più ampio in Italia. Un fenomeno che io definirei affascinante, perché permette di unire il mistero alla trama investigativa, con la bellezza dei luoghi in cui le storie si svolgono. Quindi la provincia italiana, con il suo tessuto di storie, tradizioni, perché di tradizioni noi ne abbiamo in abbondanza, e piccoli segreti che sono in tutte le piccole province, offrono un palcoscenico perfetto, secondo me, per questo genere. E questo tipo di narrazione io l'apprezzo ancora prima da lettore che da scrittore, mi ha veramente sempre affascinato. E quindi quando ho iniziato a scrivere Il Redentore avevo ben chiaro che non volevo limitarmi a raccontare una storia ambientata in un determinato territorio, in un determinato luogo, ma volevo che il luogo stesso fosse parte integrante della narrazione. Infatti diventa, a mio avviso, coprotagonista, e non tanto nella descrizione estetica, perché raccontare un paesaggio, un borgo, può essere anche relativamente semplice. Io volevo che proprio ci fosse la provincia intesa nel suo respiro più profondo, e per fare questo c'è stato dietro un lungo lavoro di ricerca, da una parte per costruire la trama nel modo più solido possibile, e dall'altra però per dare alla territorialità proprio un'impronta che fosse autentica e allo stesso tempo però sorprendente, perché ho evitato di soffermarmi su ciò che già si conosce, cercando invece di andare a cercare aneddoti, storie, leggende, misteri, qualcosa di meno noto. E questo lavoro è passato attraverso fonti documentali, libri, archivi cartacei e digitali. Grazie al cielo oggi molti sono anche consultabili online. Ma cosa molto importante, mi è piaciuto anche andare a cercare il contatto diretto con le persone, quindi parlare in questo caso con i senesi, in particolare con i più anziani, che queste storie le conoscono e le tramandano soprattutto a voce, anzi a voce. Perché secondo me la memoria della provincia non è tanto quella scritta nei libri, ma si trova nelle parole, nei ricordi, nelle voci di chi quei luoghi li vive ogni giorno e da tanto tempo. Tra l'altro c'è anche una scansione temporale, no, che accompagna dal 91 al 2024. Ho visto anche questa è questa scelta è stata fatta per dare una cadenza, per dare un ritmo, per dare un riferimento, perché chiaramente anche questo fa parte, no, del fascino di questo romanzo. No, bisogna fare un passo indietro forse per spiegare questo e raccontare, dire che al centro della vicenda c'è il commissario Beppe Malaspina, commissario capo della questura di Siena, che è un uomo determinato e complesso, ma con una vicenda personale oscura che fonda proprio le radici nel passato. Questo passato parte proprio dal 91. E lui comunque è anche un uomo con un vissuto professionale importante, da profiler, che lo ha portato a lavorare anche al servizio centrale operativo della Polizia di Stato, che, per intenderci, per chi non lo sapesse, è quel corpo che coordina le varie squadre mobili italiane sia con mezzi che con uomini nei casi più delicati. E al servizio centrale operativo c'è l'eccellenza della Polizia di Stato. Ecco, quindi quest'uomo, che è Beppe Malaspina, il protagonista,
che lui si ama definire un commissario che è stato esiliato in una questura medievale di una cittadina medievale. E perché questo? Perché per il destino, forse perché qualcuno nell'ombra gli aveva sbarrato la strada dopo aver raggiunto i massimi vertici in polizia. E qui poi chi vorrà leggere il libro capirà anche il perché. Ecco, e qui quindi si fonda la storia del passato di Malaspina, che per affrontare questo caso deve fare i conti col proprio passato. E da qui quindi la vicenda parte, c'è questi flashback che partono dal 91-92 e poi c'è la vicenda dei giorni nostri. Anche qui c'è una scelta, diciamo, ben precisa, ben voluta. Malaspina è un cognome proprio classicamente rinascimentale toscano, Esatto. collegato però a un ruolo assolutamente moderno, quello del profiler. Anche Infatti. questo quindi ci accompagna, no, nel clima di questo romanzo, il passato e la contemporaneità. Hai capito perfettamente, sì, è la contrapposizione tra il passato e la contemporaneità, è presente dalla prima all'ultima pagina e volevo che anche il nome del protagonista evocasse questo. E tra l'altro, parlavamo ieri, tu hai, nella tua attività di scrittore precedente, sei stato autore di gialli ironici, no? Più leggeri, quindi hai deciso, questo è il tuo primo romanzo thriller, giallo, noir, hai usato quel termine. Come mai hai voluto, diciamo, cambiare, hai deciso di cambiare direzione, forse neanche più di tanto, per carità, ma questa scelta ti incuriosivano nuove atmosfere, nuovi spazi? Cos'è che ti ha portato Sì, a... non Prego. è stato un qualcosa di deciso a tavolino. Io negli ultimi anni mi sono dedicato sia a dei romanzi che non si capisce se siano più romanzi umoristici con un fondo giallo oppure romanzi gialli con uno stile umoristico. Volutamente, insomma, mi sono divertito un po' a scrivere quelle cose. Poi da lettore io leggo il 70-80% di quello che leggo sono gialli. E gialli io leggo veramente tutti i generi e questa storia noir sicuramente è molto diversa perché ha tinte cupe questo romanzo e era un pochino che mi ronzava per la testa e quindi ho detto perché non provare a buttarla giù e nulla, il risultato alla fine io sono ipercritico nei miei riguardi, però sono soddisfatto del risultato che ho raggiunto questa volta, sì. Tra l'altro, mi stavo domandando anche, questa è una mia visione parziale, non ho la cultura per esprimermi, però la storia sì lo dice. La Toscana è una terra sanguinaria, la battaglia di Montaperti, e quindi le contrapposizioni sono sempre state nella storia molto, la rivolta dei Ciompi. No, ho letto alcune descrizioni di quello che venne fatto per le strade, eccetera. E quindi, quando dico sanguinaria, forzo un po' i termini, però non ci sono, diciamo, altre aree italiane che nella loro storia hanno questo tipo anche di episodi che hanno costellato appunto lo svolgersi dei tempi in Toscana. Non vorrei esagerare, parlo per quello che non sono nemmeno uno storico, però ci sono sicuramente. Mi aveva impressionato un libro che avevo letto, neanche un libro, dei resoconti sulla rivolta dei Ciompi, era davvero impressionante. In qualche modo, poi chiaramente ricordiamolo, insomma, è anche la terra forse del mostro più celebre delle cronache Bravo. dello scorso secolo, del mostro di Firenze. E E non è un quindi caso se prego. molti di questi cold case siano tuttora irrisolti, perché la Toscana è una terra di misteri, più di quanti non appaiano visti all'esterno. La Toscana, se vogliamo, qui c'è un nesso molto lato, però
è la regione italiana in cui la massoneria ha fondato le radici, dove ci sono più sette massoniche in Italia. Intendiamo, le sette massoniche sono anche legali, però questo fa capire tante cose. Il Granducato di Toscana in qualche modo c'è ancora, e tu hai citato prima la battaglia di Montaperti, che non è un caso se viene menzionata anche nel romanzo. Quindi insomma tutto, come vedi, c'è un fil rouge. No, ma il legame, Vincenzo, anche perché qualche anno fa vidi proprio a Firenze, sai, ci sono questi negozi, insomma, che vendono oggetti per turisti, e c'era la maglietta Montaperti io c'ero. Quindi stiamo parlando di una battaglia del 1295, e io l'ho vista, era all'inizio degli anni 2000, credo fosse l'ultima volta che sono passato per Firenze. Mi aveva colpito Montaperti io c'ero, e quindi questo legame che è rimasto inscalfibile, ma anche Qui c'è anche Joyce stesso, c'è un episodio non sanguinario ma di estrema forza evocato nel suo Ulysses, di un litigio, credo, tra carrettieri, se non ricordo male. Quindi è una terra anche che ha colpito molti intellettuali stranieri, inglesi e non solo. Sì, ma è vero, guarda, io anche riguardo alla battaglia di Montaperti che abbiamo citato prima, io sono andato a parlare di una leggenda che pochi conoscono legato a quella battaglia. Intendiamoci, si parla di leggende, e poi comunque a Montaperti io c'ero rispecchia veramente il carattere dei toscani, ed è quello. Io non sono toscano, ma vivo qua ormai da quasi 20 anni, è quello che ho cercato anche di trasmettere al lettore, proprio il sapore della toscanità, e spero che poi il lettore lo apprezzi. Assolutamente. Direi che possiamo andare verso le conclusioni. C'è già il romanzo, hai già il romanzo nel cassetto, del quale parlare in una prossima trasmissione qui di Parola di Scrittore, Vincenzo? Guarda, di romanzi nel cassetto ce ne sono tanti, di romanzi anche già scritti e in parte da ultimare, da modificare. Per parlarne ce n'è finché vogliamo. È il mio modo di esprimermi, quindi io mi esprimo in questo modo, e quindi di scritti ne ho, continuo a scrivere sempre in continuazione, e spero che presto ci sia quindi l'opportunità di parlare del prossimo. Va bene, allora, intanto fatemi ricordare: Il Redentore, omicidi rituali e oscuri simbolismi sconvolgono Siena, Mursia editore, collana Giungla Gialla, 18 euro, 298 pagine. L'autore è Vincenzo Galati, che abbiamo avuto al nostro telefono. Grazie Vincenzo, allora abbiamo già capito, siamo destinati a risentirci assolutamente, molto volentieri. Con piacere, grazie a te Pierluigi, un saluto a te e un saluto a tutti. Perfetto, allora andiamo alle conclusioni. Allora, vediamo se ci sono niente. Ancora, no, omicidio di Willy Monteiro, ergastolo a Marco Bianchi, 28 anni al fratello Gabriele. Questa è l'ultima ora su Repubblica, vediamo cosa. Trump con Putin, discussioni produttive, ottime possibilità che si arrivi alla pace. Gli ho chiesto di evitare altri massacri al fronte. L'omicidio di Willy Monteiro, 28 anni a Gabriele Bianchi, l'ergastolo al fratello Marco. Maltempo in Toscana, Arno in piena, attesa per il picco, lockdown a Prato. E allora direi che possiamo concludere. Concludiamo questa settimana
Grazie a Sveva meravigliosamente sulla torre di comando in regia tecnica, e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina. Stai ascoltando